comprato voto del corso. Partita anche la seconda batteria di semifinale ed è Trovò davanti a Cesca, poi Carraro, Trovò, Cesca, poi più lontana Carraro. Se passano indenni la curva, sì, fanno le prove di finale ed è Trovò davanti a Cesca. E allora continuiamo ad assegnare questi titoli regionali per questo campionato interregionale Veneto Friuli Venezia Giulia. È la volta delle junior femmine, 300, un giro sprint, scusate, che poi sarebbe sempre 300 metri perché a pista quella è. Partite! Ed è Fusetto davanti a Cesca, poi Bortolato, poi Trovò. Fusetto, Cesca, Bortolato, Trovò. Allunga l'atleta dello Skating Club di Rovigo. Vediamo dietro di lei cosa succede. Ed è... discussioni in corso tra Cesca e Trovò, che comunque si piazzano alle spalle di Fusetto. Ma sai che città mia che non adoro, ma è allora è passato con figlio in riesce a punto a urlare, quando ci sei invece lui è tutto tranquillo, tranquillone. Adesso lo fa ancora meglio adesso, No, parlo di altri. ah, ha fatto una bella cosa, diceva che ha le gambe dure, faceva fatica, allora ci siamo arrabbiati perché se lui comincia a dire che ha le gambe dure non fa niente, no, non fa niente, allora mi dico, ah, di cosa? Sì, lui si fissa. Si aprono al ventaglio ed è Giorgia Fusetto 19 e poi Cesca 86. Fusetto, Cesca, Bavorgo, di scuola, Trovò, Ragiotto, Bortolato, poi Monetti. Ed è un altro Trovò che lancia lo sprint per i punti insieme a Ragiotto. 65 Ragazzi, venuti a mangiare e cercare di cosa. 65 Perché i racconti ho messo dentro il contenitore, dopo ho visto finito il ragazzo e l'ho aperto. si riporta in festa al gruppo Giorgia Fusetto, poi di scuola all'interno si porta in prima posizione al vantaggio punti di meno 13. Fusetto 19,90. Fusetto di scuola, i punti a questo passaggio si rialza e torna sotto, c'è un rallentamento in testa al gruppo che si schiaccia dietro alle spalle di Cesca. E ora lo sprint sul rettilineo per i punti di meno 11 con Giorgia Fusetto che con grande facilità, sembrerebbe, va a passare per prima sul traguardo. Era 19 e Cesca poi, quindi 86. E ora è Trovò che rilancia ancora
l'azione per i punti. 65 Trovò e Bragiotto. Trovò, Bragiotto, Fusetto, Di Scuola, Guarda la Giorgia. Bortolato. Prossimo giro prende i punti. Poi Carraro, Cesca perde qualche metro, ma il gruppo rallenta, permettendo all'atleta dei pattinatori Spinea di riaccodarsi. Ora siamo al passaggio di -9, quindi non siamo nemmeno a metà gara ed è ancora Giorgia Fusetto che 19,60 transita per prima sul traguardo. Una grande facilità di pattinata per questa atleta, con Trovò ora in testa al gruppo. Bagordo ora si è portata al comando. Ma da dietro salta su Giorgia Fusetto, 19,60. Va a prendere altri punti l'atleta del Skating Club di Rovigo. Eravamo al passaggio di metà gara, quindi ancora lunga. Ora Cesca ha perso definitivamente la coda del gruppo, in questo momento capitanato da Emma Trovò, con Giorgia Fusetto in seconda ruota. 60,19 Trovò, Fusetto. Trovò, Fusetto, Bragiotto, Biscuola, eccole lì, si cercano tutte, si schiacciano l'una sull'altra, e ora è Bragiotto che lancia, cerca di sorprendere tutti e lancia lo sprint per i punti, ma Giorgia Fusetto decide di mettere ancora altri 2 punti sul suo taccuino personale, come diceva Rino Tommasi. Quelli più vecchi come me si ricorderanno questo giornalista, grandissimo giornalista, che commentava il pugilato e anche il tennis. E intanto Emma Trovò allunga con Giorgia Fusetto dietro di lei, 60,19. Vediamo se a questo punto vanno via. Dietro il gruppo ormai formato da 5 unità si è rialzato, gliel'ha data su, e quindi la coppia di testa ora deve decidere il da farsi. Si rialza Trovò, Fusetto la copia nel gesto, e ora lanciano lo sprint per i punti di -4 con Trovò davanti a Fusetto, 60 e poi 19. Ecco ora il gruppo con Bragiotto, Biscuola, Bagordo, Carraro e Bortolato, mentre Cesca si ferma, era stata doppiata, e ora in testa si ripresenta la coppia Trovò Fusetto, e questa volta Giorgia passa per prima, 19,60. Questo è il passaggio. Ora Trovò cerca di allungare e prende margine l'atleta dell'Alte Ceccato. Al passaggio punti di -2. Dai. Trovò Manca poco. che allunga, e poi Giorgia Fusetto. Poi dietro il gruppo su cui torna sotto
Emma trovò. Al passaggio Campana, ultima vuelta, ultimo Non giro. doppiarli, non doppiarli. E intanto 60. Arriva ora Fusetto con il 19. Trovò Parlotta con il bordopista. Chiaramente ha deciso di non andare a doppiare il gruppo, quindi si rialza nella sua azione, ha un margine più che rassicurante nei confronti di Fusetto, mentre ora Bragiotto lancia uno sprint in testa al gruppo. Campana, ultimo giro. Campana, ultimo giro. Ha finito, era la Campana alla fine, scusate, ma avevo visto l'1 ancora qua sul tabellone. Hanno terminato, quindi era giusto lo sprint di Bragiotto, ma Biscuola va a prendersi il punticino, si toglie gli occhiali e con questa gara abbiamo terminato.